Rieccoci cari telespettatori e ricominciamo il nostro ciclo di appuntamenti per darvi tutti gli aggiornamenti, per farvi sapere quello che il sindacato dell'FNP CISL Pensionati Veneto sta facendo, cerca di fare per aiutare le tantissime, per fortuna, persone anziane, pensionati e pensionandi. Ne parliamo perché ci sono delle cose importanti da dire, da ricordare, perché siamo prossimi insomma comunque alle elezioni regionali, quindi a nuove cariche, nuove persone che prenderanno dei ruoli cardine strategici, con Tina Cupani. Ben ritrovata segretaria. Grazie. Segretaria generale FNP CISL del Veneto. E quindi, allora segretaria, è passato un periodo estivo tutto sommato sotto traccia per fortuna, però adesso le questioni calde devono essere puntualizzate e parliamo in modo particolare di priorità, di 3 priorità in modo sostanziale. Sì, noi ancora prima che iniziassero il periodo delle vacanze avevamo chiesto alla Regione di riprendere in mano 3 temi che ci stavano particolarmente a cuore e che secondo noi potevano essere affrontati come soluzioni prima delle elezioni. Purtroppo siamo ancora qua a chiederlo in previsione delle elezioni perché non c'è stato da questo punto di vista nessuna attenzione o procedura Cioè non legislativa. c'è stato un incontro? Non è avvenuto un incontro? Sì, abbiamo avuto un incontro a luglio, nel mese di luglio, in cui lei ci ha informato su alcune questioni, dalle liste di attesa ad altre situazioni negli ambiti territoriali sociali, quindi il nuovo futuro dei comuni e sanità da gestire in rete e sociale. Però sui temi che noi avevamo posto naturalmente non c'è stato nessun tipo di dialogo perché comunque i temi erano tanti, in una sola mezza giornata non si potevano affrontare tutti. Comunque noi continuiamo e ritorniamo su quelle che erano state un po' le nostre richieste, che era quella di alzare il limite dell'esenzione del ticket fino a 40.000 euro per quella parte di legislazione che può essere di competenza della Regione, perché la norma è nazionale, però può essere integrata dalla Regione, perché noi abbiamo visto che molti pensionati superano il limite, 2 pensionati, quindi marito e moglie, con un semplice incremento di rivalutazione delle pensioni. Quindi io mi trovo a superare un limite che è fermo da prima del 2000, quindi pensiamo da quanti anni, e che non è stato più alzato. Quindi oltre alla fatica poi di dover pagare perché la Regione ti manda la comunicazione che hai superato il limite, è anche vero che il recupero inflazionistico viene annullato dal superamento delle esenzioni, perché sappiamo popolazione anziana ha bisogno di medicina, ha bisogno di spese, ha bisogno di curarsi. E su questo non c'è stata nessun tipo di risposta. Poi avevamo chiesto di dare seguito alle 2 proposte di legge sui caregiver. Voi sapete che noi abbiamo molto attenzionato questa questione, ci sta particolarmente a cuore perché sono tantissime le famiglie che hanno in cura un proprio caro e sono lasciate a se stesse. Ed infine noi abbiamo chiesto di aiutare le famiglie per il costo eccessivo delle rette nelle RSA o case di riposo, come si vogliono chiamare, ma da un punto di vista non solo di controllo delle rette, perché noi crediamo che la Regione abbia l'obbligo di verificare i costi che fanno pagare le famiglie, ma anche chiedendo che quei famosi impegnativi di residenzialità, quel supporto che la Regione dà per chi ha un non autosufficiente in una casa di riposo, venga coperto interamente per tutti gli ospiti su posti accreditati, cioè la Regione riconosce 38.000 posti accreditati, attualmente invece siamo sotto l'86%, quindi molte famiglie pagano la retta intera. Ecco, infatti qua ci interrompiamo un attimo, facciamo vedere anche dei grafici proprio per semplificare al massimo e comprendere di cosa stiamo parlando, perché sono numeri spaventosi.
praticamente gli anziani non autosufficienti nel Veneto, l'avete ribadito più volte, come lei diceva, intervenire normativamente è fondamentale. Sono veramente tanti, 291.300. Cioè, tra l'altro la maggior parte sono assistiti a casa, la gran parte sono assistiti a casa, una percentuale veramente bassa e invece è assistita nelle case di riposo, con i centri servizi per anziani. E anche qui le risorse vanno per lo più a un discorso di residenzialità, senza colmare il gap completo, tra l'altro non tutti, e lo sappiamo perché ci avete scritto un sacco di volte. Sappiamo che non tutti, che ci sono persone che stanno aspettando e stanno pagando la rete intera, lo sappiamo. Per la domiciliarità, che vuol dire chi sta a casa, la badante o il caregiver che ha lasciato il lavoro, la caregiver giustamente, che non lo fa lavoro a livello professionale ma di parente, non c'è niente, giusto? Non è stato dato niente. Caregiver, lei ha puntato l'attenzione, ci andrei direttamente a bomba per capire, e questa qua avete fatto un'indagine molto interessante e approfondita, proprio voi dell'FNP CISL, quante ore a settimana, caregiver vi semplifico per chi è anziano, perché parliamo in termini inglesi, ci rimproverano, giustamente, sono quelle persone che la nuora che aiuta la suocera, la figlia o a volte il figlio, che fa di buon animo perché è un parente, un genitore lo aiuta, ma ci sta tanto dietro, chiede a volte permessi chiedere la 104 a volte per riuscire a seguire la persona anziana, oppure lascia il lavoro. Oppure purtroppo lascia il lavoro. Eccolo qua. Che cosa emerge? Che il 28,8%, segretaria, ci dedica tra le 10 e le 20 ore. Sono veramente tantissime e il 23% sostiene di non riuscire a quantificare quanto tempo ci dedica, perché praticamente lo fanno sempre con brevi intervalli di calma. È grave la situazione. Ed è per questo che in qualche maniera bisogna riconoscere questa figura anche da un punto di vista legislativo, perché vogliamo farli diventare titolari di diritti. E quindi se io non li riconosco giuridicamente, se non monitoro e non verifico quanti sono, perché noi abbiamo fatto questa indagine, però vorrei proprio capire se la Regione sa effettivamente quanti sono i caregiver nella nostra Regione. Ma voi l'avete fatto presente questo? Perché la vostra ricerca è stata pubblicata? È stata pubblicata, le abbiamo che mandate per cortesia agli assessorati della Regione, sia sociale che al sanitario. Li abbiamo mandati anche all'ANCI, li abbiamo mandati ai direttori delle ULSS, perché tutte le ricerche che noi abbiamo prodotto per il nostro congresso, che parlano degli anziani, non autosufficienza, dei caregiver, abbiamo parlato di solitudine, di nuove povertà, di tutto abbiamo parlato. Abbiamo predisposto dei volumetti e li abbiamo mandati. No, qualcuno ci ha ringraziato perché è un lavoro eccezionale. Perché li ha ricevuti. Allora invitiamo chi li ha ricevuti a leggerli. A leggerli. No, guardarli, perché in realtà è un problema che ci riguarderà tutti quanti noi, ineluttabilmente. Perché il futuro è lì. Esatto, non ci sono poca natalità, si è riparlato proprio poco tempo fa della denatalità paurosa, a fronte di un aumento dell'aspettativa di vita che però va preservato. Che però deve essere tutelata anche da un percorso di servizi e di norme, nel senso che se io so che aumentano gli anziani e che nei prossimi 10 anni si arriverà al 35% di over 65, predispongo ora un modello sanitario, un modello sociale e sociosanitario integrato che sia in grado di gestire un invecchiamento in salute, una presa in carico da parte delle strutture, ma anche di dare una mano a quelle famiglie che sono il 90% che gestiscono a domicilio il non autosufficiente. Quella ricerca diceva anche che l'87% si sente abbandonato dalle istituzioni, quindi una riflessione da questo punto di vista. Chi andrà a governare nei prossimi anni la nostra Regione la deve fare, perché non è giusto. Sono quelli che
Così ridotti saranno quelli che votano, no? Poi alla fine. Sì, perché ogni tanto ricordiamo ai politici che fra poco gli anziani saranno un terzo di quelli che vanno a votare. Esatto. E tenuto conto, no, di più, perché i bambini non votano fino a 18 anni, ragazzi quindi saranno molti di più, e quindi chi è anziano si aspetta di trovare una governance regionale che sia attenta a tutte le questioni che impattano con la loro quotidianità. È inutile che ci giriamo attorno. Assolutamente, mi viene da ridere perché dico, è una cosa che dovrebbe essere abbastanza ovvia, la riflessione. Guardi, se fosse stata ovvia lo sarebbe stata anche 10 anni fa, sì. E non ci troviamo senza medici, senza infermieri, senza medici di medicina generale. Vuol dire che non c'è, ma non solo, non parlo adesso della regione Veneto perché insomma siamo anche fortunate rispetto ad altre regioni, ma è tutto il sistema politico che non è stato in grado di intercettare un invecchiamento della popolazione, un andamento demografico, cioè voglio infatti dire ormai in atto. Allora, sempre stando sui caregiver, è molto interessante questa ricerca perché avete fatto anche uno spaccato sullo stato di salute fisica, sull'età di queste persone, che cosa fanno, se sono pensionati oppure se sono attivi, e risulta che molti sono pensionati, sì. Per cui pensionati che hanno i genitori strapensionati, sì. E loro stessi devono accudire ai genitori ma anche a se stessi. Bravo. E quindi lo stato di salute non è assolutamente così buono, anzi non si prendono cura di sé, non fanno prevenzione e quindi si trascurano per cercare di sopperire ai problemi dell'altro, e poi tra l'altro si deperiscono molto più facilmente. Sì. Questo è chiaro che se uno mette sotto stress il proprio fisico, dopo una certa età le conseguenze saranno ben più pesanti rispetto a quando sei più giovane, e quindi non è mai finita, soprattutto per le donne, prima i figli, poi i nipoti, poi i genitori anziani, cioè passano una vita a prendersi cura di qualcun altro e poi quando sono anziane spesso sono sole con pensioni povere e ammalate. Anche qui non ci vuole anche un rispetto per tante donne che ma guardare un po' in avanti, perché se fino adesso ci sono state pensioni dignitose, sì, possiamo dirlo, dignitose, da qua in avanti le prospettive non sono tali, per cui io penso che chi adesso è ancora nel mondo del lavoro, che può avere 60 anni, 62 anni, poi andrà in pensione a 70 perché le prospettive sono queste, non ci andrà bene in pensione. E quindi queste persone qui come potranno fare? Qui, se poi mollano il lavoro, cioè diventa disastroso. E quindi diventa anche un problema sociale di sostenibilità e quindi risorse, ma anche di povertà, nuove povertà e nuove solitudini. Esatto. Che creano anche, e l'abbiamo detto più volte anche qua, dipendenze. Allora, a questo proposito l'ha detto come invecchiano, perché abbiamo due cose, per avere voi parlate sempre di invecchiamento attivo e quindi tenersi in salute, fare un controlli, sottoporsi a dei dei controlli, dei check completi eccetera. Con quale frequenza partecipi a visite di controllo, fai visite di controllo, ed emerge che non sono così frequenti. No, anzi, veramente no, pochissimo. Poi c'è la distinzione tra maschi e femmine, comunque il totale complessivo non è così frequente. E poi con quale frequenza partecipi a eventi sociali o attività di gruppo, anche qui vediamo la differenza tra uomini e donne, ma purtroppo non sono così frequenti quanto potrebbero essere. E queste sono tutte, come dicevate sempre voi, dagli studi che avete condotto, delle strategie di invecchiamento attivo positivo, certo. Cioè per star bene in salute. Sì, la prevenzione, quando parliamo di prevenzione non è solo vaccino, non è solo screening, e che ci vuole e deve continuare ad esserci, ma è anche creare percorsi di vivere bene, vivere in salute, e qua il ruolo dei comuni è importante. Bravissima, e qua andiamo all'altro aspetto. Allora, parliamo anche del ruolo dei comuni che FNP CISL ha coinvolto, voi avete coinvolto più volte attivamente perché diventano fondamentali e strategici. Parliamo di altro ancora tra poco.